Era definito l'umile ministro del perdono, era minuto, camminava col bastone, ma le sue parole avevano la forza del conforto, dello sprone, e lui non si risparmiava. San Leopoldo Mandic arriva al cinema nel lungometraggio On My Shoulders, sulle mie spalle, scritto, diretto e prodotto dal padovano Antonello Belluco. Abitavo a ridosso del convento dei Padri Cappuccini, abitavo in via dei Cappuccini, mia nonna era profuga fiumana, quindi legatissima a Padre Leopoldo, quindi avevo questo ricordo da bambino che frequentavo spesso il luogo, il santuario, adesso l'attuale santuario. Ma al di là di questo, quasi che ho voluto fare un completamento da quello che è stato Antonio Guerriero di Dio, cioè un film biografico, a quello che non è un film biografico, ma è la vita di molte persone che hanno vissuto una crisi fortissima, una crisi attuale alla nostra pandemia, quindi è un film estremamente attuale dove Leopoldo entra nella vita di questi personaggi. Padre Leopoldo, come ancora lo chiamano i padovani, è Paolo De Vito, che ha raccontato da ateo il suo coinvolgimento emotivo e professionale nella produzione. Nel cast anche il padovano Diego De Francesco. Il film non è la esatta biografia del frate cappuccino da Castelnuovo di Cattaro, ma è composto dall'intreccio di alcune storie vere di famiglie padovane tra il 1915 e il 1945. Dal santuario di Piazzale Santa Croce, Padre Leopoldo è il comune denominatore della storia. Il titolo nasce da una frase che Padre Leopoldo era solito dire ai suoi penitenti, a tutte le persone che ricorrevano a lui: metta tutto sulle mie spalle, ci penso io. Grandioso, eh? Se lo dico io non ha nessun valore, ma detto da lui, da un santo, le cose che poi prometteva andava a chiederle al Signore e le otteneva.